Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Quest'oggi ci troviamo all'interno della sezione Nuova Campagna, ma più precisamente nella sezione Regni Successori, per intraprendere una nuova avventura proprio da tutt'altra parte. Vi ricordate, un paio di mesi fa siamo partiti dalle tribù britanniche nel nord Europa, una cultura e sicuramente una tradizione militare differente da quella che utilizzeremo da questo momento in avanti. Intanto, dopo la morte di Alessandro, proprio nei pressi della Macedonia, possiamo ritrovare i suoi potenti generali che combatterono l'uno contro l'altro per dividersi il regno. Nel corso degli anni le svariate rivendicazioni di legittimità intensificarono la rivalità tra i successori. Tutti dichiaravano di essere greci e di promuovere l'ellenizzazione nei loro regni, ma ognuno di essi inoltre dichiarava di essere l'unico vero erede di Alessandro. Allora, è una campagna che giocheremo dal 272 a.C., quindi siamo molto lontani dalla nascita di Cristo. Comunque la campagna verrà iniziata con una difficoltà di gioco leggendaria. Eccola qui, siamo partiti in passato con una difficoltà normale o difficile, ma questa volta inizieremo con la difficoltà leggendaria. Proprio per questo è opportuno cercare di analizzare molto la sezione teorica, leggere molto come dire, i consigli del nostro grande consigliere di gioco, ma soprattutto valutare molto l'ambito diplomatico. Quindi prima pensare, ragazzi, e poi agire. Intanto i conflitti tra i successori ci conferiscono un morale in più nel momento in cui le unità sono impegnate contro le fazioni elleniche, ed è ottimo perché siamo circondati da ovviamente elementi, ma soprattutto anche generali greci. Potete vedere anche nel sud Sparta, che in questo caso è alleata della Macedonia, ma Atene, le cittadine che avevamo liberato, ve lo ricordate, vicino a Pulpudeva. Partiremo da Pella e Pulpudeva, le due regioni che ci sono state così conferite. Però l'eredità di Alessandro ci conferisce un meno del 20%, un ben 20% in meno alla resistenza all'occupazione straniera. Per quanto riguarda invece, leggiamo un po' le cose negative. La rivalità ellenica, pesante penalità alla diplomazia con tutte le fazioni elleniche, quindi attenzione per l'avversione culturale. Però sicuramente avremo commercio in più per quanto riguarda la ricchezza derivata dagli edifici per le attività produttive, e anche essendo ovviamente una civiltà vera e propria, avremo un'opportunità di soggiogare i barbari con un 10% in più al morale durante le battaglie. Comunque, vediamo adesso di analizzare, ragazzi, qui nel nostro menu molto bene le condizioni di vittoria prima di lanciarci in partita e vedere un pochettino di riflettere. Per la vittoria militare abbiamo bisogno della Macedonia, dell'intero Egitto, della penisola italica, della Siria, dell'impero persiano comandato dal grande Dario e della Bactria. Ovviamente dobbiamo fare tutto questo mantenendo 180 unità in tutto, comprese anche 60 unità navali. Però potete vedere che i 90 insediamenti sono necessari e quindi dobbiamo espandere molto il nostro regno. Per quanto riguarda le vittorie, ragazzi, vedrò di analizzare bene la situazione, però sarete voi quelli che deciderete la sorte della nostra campagna, se volete indirizzarla verso un ramo militare, un ramo economico, ottenendo queste regioni: l'Arabia Felix, Armenia, la Corsita e Sardegna, Dacia, Borsopus, con tutti questi obiettivi che potete vedere: tenere rapporti commerciali con 15 fazioni, 20 tecnologie civili, il controllo di tutte le risorse chiave e addirittura terminare il turno con introiti pari ad almeno 90.000 talenti. Allora, potete vedere che ovviamente i soliti 65 insediamenti. Ovviamente, ragazzi, in questo primo gameplay non mi lancerò molto sull'attuazione ovviamente di questi obiettivi, bensì cercherò di attendere la vostra opinione, proprio perché non posso lanciarmi su qualcosa che ancora non è stato deciso. Quindi mi raccomando, ragazzi, commentate in maniera diretta per incentrare la nostra campagna in un particolare ramo delle condizioni di vittoria. Il terzo ramo, ma ovviamente non meno importante, è la vittoria culturale. Comprende la Mesopotamia, patria dei Sumeri, Babilonesi, tutta quella zona ovviamente molto antica, la Libia, la Siria, i Parti, Pannonia e la Macedonia ovviamente. Ovviamente dobbiamo tenere insieme 30 tecnologie con l'edificio Iron Ton Megalon Theon. Sarà sicuramente qualche tempio particolare. Vediamo un pochettino. Mantieni il controllo di almeno un insediamento in 40 province in cui la tua cultura è dominante. Quindi potete vedere come le condizioni di vittoria parlano chiaro. Dovete sicuramente, ragazzi, aiutarmi a decidere, quindi mi raccomando, dovete essere numerosi nei commenti. Grandioso. La nostra sezione impostazioni: aiuto di gioco alto come al solito, sarebbero i consigli,
mostra le mosse dei giocatori, sempre limitato, impostazioni battaglia, realismo, limite, ok, questo va bene, leggendario, Macedonia, tutto fatto, iniziamo la campagna. Bene, prima di iniziare ragazzi vi volevo dire che ho aperto un nuovo gruppo community su Steam, lo potete trovare nel link che ho postato nella pagina Facebook, quindi mi raccomando andateci, è un link appunto per collegarsi a questo gruppo Steam. Bene, il gruppo Steam è principalmente incentrato sul gioco Dota 2, però non è un problema, è tutti coloro che giocano sicuramente anche a Battlefield, ad altri giochi come per esempio anche Titanfall, sì, potete anche iscrivervi, anche chi non gioca a nulla, sicuramente è un gruppo utile per chiacchierare insieme e quindi anche organizzarsi per determinate partite. Quindi mi raccomando, il gruppo è incentrato principalmente su Dota 2, però anche se non giocate a niente potete tranquillamente iscrivervi, proprio perché non ho impostato come dire l'obbligo di invito, quindi è un gruppo aperto, potete semplicemente cliccare unisciti al gruppo e entrare direttamente. Il link lo troverete direttamente sulla pagina Facebook. Quindi intanto vediamo adesso volevo dirvelo perché appunto era una cosa importante, però adesso la cosa importante, la priorità si è spostata su tutt'altro fronte, certamente sul I barbari stanno arrivando. Tilis in particolare rappresenta un problema e deve essere tenuta sotto controllo. Gli ateniesi non riescono ad accettare il tuo governo, potrebbero rivoltarsi contro di te o convincere gli Spartani, tuoi alleati, a tradire gli accordi che hanno con te. Di certo Sparta, dovendo affrontare l'ostilità dell'Epiro, dovrebbe rimanere fedele e riuscire a distrarli abbastanza a lungo da permetterti di consolidare la tua supremazia a casa. Il conflitto con i restanti regni dei successori è inevitabile e devi prepararti. Non esitare a chiedere aiuto militare ad altri se necessario. Stanne sicuro, la Macedonia è la vera erede del lascito di Alessandro. Si risolleverà ancora una volta. Il nostro grande nunzio, il nostro grande consigliere è arrivato appena adesso al nostro palazzo e ci ha consegnato una bella pergamena e ovviamente abbiamo capito la situazione nel Peloponneso, una situazione abbastanza ostile, molto davvero preoccupante per certi sensi, ma ovviamente possiamo riuscire a venirne a capo. L'occhio disponibile solo fino a questa sezione, potete vedere, riusciamo a conoscere solo una buona parte della Sicilia e gli altri territori sono oscurati. Va bene, Annuit Captis, da un umile inizio nascono grandi imprese, muovi i primi passi, stabilisci una roccaforte dalla quale portare il tuo popolo alla grandezza. Allora, seguiremo molto ragazzi gli obiettivi assegnati per riuscire quindi a dedicarci molto non su una modalità libera come è avvenuto con gli Iceni, bensì su una modalità con dei paletti, in modo tale da non uscire fuori strada e andare a seguire la retta via. Assumi il controllo totale di 2 province che siano di tua proprietà o stati clienti o alleati militari. Nuovi obiettivi, bonus aggiunti o una ricompensa di 2500 monetine. Allora, come vi ho detto, io seguirò molto gli obiettivi, ma visto che ancora gli obiettivi non sono stati assegnati della vittoria, poiché sarete voi a deciderli, mi raccomando ragazzi, commentate molto su questa sezione molto rapidamente in modo tale che io possa iniziare immediatamente con la campagna. Allora, credo 3 argomenti su Facebook: vittoria militare, vittoria economica e vittoria culturale. Mettete un mi piace magari alla sezione alla quale volete partecipare per quanto riguarda l'ambito, come dire, per quanto riguarda appunto l'ambito della vittoria. Quindi mi raccomando ragazzi, siate molto rapidi poiché voglio continuare, perché questa storia della Macedonia mi piace tanto. Ho visto le unità che sono svariate, date un'occhiata, già una pecesta, eccola qui per quanto riguarda le unità navali. Addirittura nella nostra sezione dei fuochi di Efesto possiamo trovare cavallerie che non abbiamo mai visto, picchieri di leva, strategie che possiamo inventare e tutt'altro. Dall'altra parte a Purpudeva addirittura già abbiamo degli opliti, già quando vedo scritto opliti già collego il fatto a Sparta, però questa volta opliti macedoni molto pesanti, quindi davvero ottime possibilità. Analizziamo la situazione. Intanto cerchiamo di scoprire qualcosa di interessante. Logistica. Allora, caserme. Prima di una battaglia un guerriero ha bisogno di un'arma e dello stomaco pieno. Ovviamente lo dicevano anche su Age of Empire 3, anche sui precedenti. Comunque permette la costruzione di caserme e di campo di Pierici. Allora, invece nella sezione del civile costruiremo la bonifica della terra. Abbiamo poco cibo, quindi attenzione. Io mi lancerei per adesso nella bonifica della terra, ragazzi.
avere ricchezza dell'agricoltura, meno 2% di costi di costruzione di un edificio e il pascolo. Perfetto. Per quanto riguarda la cittadina di Pella, allora dobbiamo decidere, ecco, adesso ancora gli obiettivi non sono stati assegnati, però certamente io voglio stare attento alla situazione diplomazia. Vediamo un po'. L'Egitto è nemico appunto della nostra Macedonia. Il tuo stato è cliente, Atene è il nostro stato è cliente, quindi sono ostili perché abbiamo agito militarmente, una versione culturale, sconfinamenti addirittura, perfetto. Quindi attenzione, Bitinia va bene, Regno di Odrisio lassù, Sardi addirittura da questa parte, Sparta nostra nemica, come non sono alleati, però sicuramente sconfinamenti contro Sparta, avversione culturale, azioni contro sicuramente Sparta e Atene si tengono la mano per farci a pezzi. Va bene, meno 120 punti, quindi attenzione a questi due regni. E Tylis, eccola qui nel nord, siamo circondati da nemici. Utilizziamo intanto la diplomazia con i triballi, sono amichevoli, perché non collegare la loro fazione alla nostra? Un accordo commerciale, purtroppo possibilità basse. Un rendi stato cliente. Che cos'è questa cosa? Vediamo un po'. Chiedi all'altra fazione di diventare un tuo stato cliente. Gli stati clienti agiscono come alleati difensivi e pagano tributi alla propria fazione. Ho capito. Questa opzione richiede che una fazione diventi una tua satrapia. Ok. Cliente. Questi possono avvantaggiarsi della tua potenza militare in cambio di una percentuale delle loro entrate. E nel caso delle satrapie, del libero accesso militare. Sì. Tuttavia, le satrapie possono trovarsi coinvolte in una guerra che non è nei loro piani. A differenza dei normali alleati, ho capito, è non una specie rifiutarsi di entrare in guerra al fianco della fazione dominante. un patto d'acciaio. Ciò equivarrebbe a dichiarare guerra alla fazione dominante stessa. Sì. È una sorta di piatto d'acciaio, ragazzi. Va bene, non ci sono problemi, ho capito. Va bene, lasciamo perdere. Per quanto riguarda invece un transito militare, ok, ancora abbiamo una situazione abbastanza ambigua. Quindi vediamo un po' quello che possiamo fare. Sicuramente questa non è una fazione ellenica, o sì, una fazione celtica, perfetto. Quindi sicuramente non abbiamo problemi a livello diplomatico. Un patto di non aggressione però già è qualcosa molto interessante. Quindi con un pagamento forse riusciamo a metterci le spalle coperte. Però importante non spendere molti soldi in questa prima fase. Abbiamo capito che i triballi possono essere nostri amici, addirittura gli RDA, diamo un'occhiata, vediamo se possono fare qualcosa di interessante anche loro, sono amichevoli, perfetto, dobbiamo alleare, dobbiamo cercare di condurre delle trattative di alleanza con coloro che appunto vogliono farlo. Vediamo un po', accordo commerciale, vediamo, patto di non aggressione, addirittura, dove è finito? Attenzione, non lo vedo, eccolo qua, alta, addirittura, potrebbe essere un'ottima mossa per riuscire ad avere le spalle coperte da questi nostri grandi amici. Allora, vediamo un pochettino, migliora leggermente le relazioni diplomatiche, è il primo passo verso le buone relazioni. Allora, hanno accettato la nostra offerta e siamo felici di farlo. Epiro è sicuramente no, eccolo qua, deve essere da queste parti. Epiro dove si trova? Eccolo qui, vediamo un po', sono inaffidabili, però il loro nemico è Sparta e a noi per adesso non ci stanno pensando, quindi per adesso lasciamoli perdere. Allora, ritorniamo qui, ragazzi. Qui giù abbiamo Epiro, ok, da queste parti ancora Epiro, voglio analizzare bene la mappa. Qui giù Sparta e Atene. Sparta e Atene non hanno molte province. Qua sotto a Creta troviamo quest'altra fazione, Knossos. Giusto, Knossos, infatti il palazzo di Knossos, me lo ricordo ancora. Allora, la nostra spia Macedone. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Non voglio sconfinare nel territorio dell'Epiro, quindi vediamo un pochettino se possiamo dare una bella mossa ad Atene. Innanzitutto, vediamo di passare da questa parte e analizzare. No, dal mare, amica mia, dal mare. Il mare è troppo bello, quindi analizziamo tutto dal mare. Passiamo di qui. Con questa flotta cercheremo quindi di stare attenti e di metterci a metà tra Pulpudeva e la nostra Pella, per stare un pochettino più attenti. Non siamo in guerra con nessuno, a quanto ho capito. Siamo in pace, anzi no, siamo in guerra. Siamo in guerra con Tylis, ok. Quindi da questa parte, quindi la nostra flotta la sposteremo un po' più verso nord. Pulpudeva, la nostra cittadina più mirata. Allora, espansione della nostra città. Pulpudeva, io dico ragazzi di creare a Pulpudeva una base d'attacco, un campo di adunata, perché sarà la nostra base per la conquista magari dell'Oriente. Allora, a Pulpudeva vediamo di collocare addirittura va bene, un campo di adunata. A cosa serve il campo? Attenzione, qui invece abbiamo già un campo di adunata, non vorrei ripetere
ripetere lo stesso errore. Quindi già abbiamo le milizie da queste parti, espandiamo questo terreno non sviluppato e collochiamo magari una periferia. La terra rende gli uomini atti a combattere, braccia forti e forza di volontà, 100 alla ricchezza delle attività produttive, un'agorà, ordine pubblico, ne abbiamo abbastanza, attività culturale. Allora, io direi di collocare intanto una periferia qua giù con 2 turni di costruzione. A Pulpudeva io direi di collocare magari, vediamo un po', qualcosa di diverso, come per esempio un agorà. Ci consentirà di avere ordine pubblico e addirittura ricchezza delle attività culturali. Va bene, da queste parti abbiamo i nostri grandi uomini, vediamo se possiamo reclutare qualche bella unità. Anzi, a Pulpudeva mi sa che non possiamo reclutare unità. Ho capito, perfetto. Milizie oplitiche, va bene, non è un problema. Creeremo delle unità qua giù, come per esempio opliti. Allora, 30, non li conosco ragazzi, quindi devo un pochettino analizzarli. Allora, attacco corpo a corpo 34 contro 21, ok. 32 contro, hanno la stessa lancia, 20, 21 contro 15, 57 contro 53, 70 contro, questi combattono nudi ragazzi, con la toga, 70, 50. Allora, gli opliti sono necessariamente migliori, ma hanno abilità che costano il doppio. Io creerei quindi addirittura anche i picchieri, ok. Allora, giavellottisti, li analizzo una volta ragazzi, così poi non abbiamo problemi. Allora, colpi al minuto 7, 25 munizioni, danno arma, difesa corpo a corpo, sono certamente migliori i frombolieri. Per 50 monetine non vale neanche la pena, però i giavellottisti fanno più male. Allora, creerei io tanto un'unità di opliti qua giù e un'unità di frombolieri. Bene, qua su andrei a creare invece un'unica unità di frombolieri per aiutare i nostri uomini. Grandioso, abbiamo quasi esaurito i nostri soldini, ma non è un problema. Il commercio per adesso sta andando bene, in Tracia non ci sono grossi problemi di ordine pubblico, va bene, gli obiettivi sono finiti per adesso. La nostra fazione, vediamo un po' cosa succede, ancora siamo all'inizio, va bene, le statistiche sono a nostro vantaggio, quindi possiamo passare il turno. Bene ragazzi, bentornati nel 271 a.C., questa volta in autunno. Date un'occhiata a come l'intera terra ha cambiato il suo mantello, eccola qui, e sicuramente abbiamo ottenuto un tratto per quanto riguarda l'ammiraglio della nostra flotta. 2 influenza culturale ellenica, ottimo, 2% alla velocità di ricerca in tutta la fazione, sempre molto amichevoli i greci, cioè nonostante contrattate con le spalle rivolte al muro. Allora, guerra dichiarata da parte della Bitinia contro i Sardi. La Bitinia è questa e ha attaccato i Sardi. Il furiere ci ha confermato che le nostre unità sono state reclutate. La nostra flotta per adesso è in formazione, i suoi dettagli, possiamo addirittura assumere dei mercenari, eccoli qua, però lasciamo perdere questa flotta, vediamo di renderla molto più attiva tra poco. Visto che con la nostra spia siamo da queste parti, analizzerei il confine nemico. Allora, gli dei della guerra per adesso stanno per completare la loro formazione finale, addirittura possiamo ampliare l'edificio, meno 5 al cibo, però attenzione. Quindi intanto qua giù io direi di ampliare il pescivendolo a livello successivo per riuscire ad avere più cibo per ampliare le nostre città. Benissimo, intanto stiamo andando alla grande, tra poco termineremo la nostra, il nostro livello tecnologico, ok. Intanto io creerei da queste, sposterei da queste parti più che altro 2 unità, vediamo se possiamo muoverle ragazzi, purtroppo non credo. Magari con la marcia forzata, cioè vorrei trasferire queste 2 unità qua giù, maledizione. Non credo che si possano muovere senza il generale, quindi dobbiamo passare nuovamente il turno. E avete visto ragazzi, è una fazione molto particolare, per questo l'ho scelta, perché ha tante cose nuove rispetto ai barbari. Ma attenzione, oh attenzione, che è successo? Questa fazione ti ha dichiarato guerra, i tuoi alleati Sparta. E attenzione, Atene il nostro stato cliente ci ha messo alle corde, un nemico che noi consideravamo inferiore. Dobbiamo chiedere aiuto a Sparta, la quale si è rifiutata di scendere in guerra. Quindi attenzione, ed ecco che qui la situazione già inizia a essere complicata. Avete visto? Da 2 turni già siamo nei guai ragazzi, non abbiamo fatto niente. Ho cliccato 2 volte come dire, il passaggio del turno avanti, e adesso abbiamo qualche piccolo problema. Intanto la bonifica della terra è stata completata. Allora, a Pella creeremo qualche bello oplita in più, 2 opliti vanno bene, cavallerie le abbiamo. I nostri amici di Poseidone ci seguiranno da questa parte per stare molto attenti alla flotta, i campioni di Anfritrite, eccoli qua, che stanno arrivando, quindi ci posizioneremo qui davanti.
per bloccargli la strada, e avanzeremo nella logistica. Ok, da questa parte a Pella sta andando tutto per adesso bene. La gente che abbiamo portato da queste parti scenderà in territorio nemico. Eccolo, vediamo cosa c'è. No, niente purtroppo. A Pulpudeva, eccolo qui, la nostra agorà che diventerà un alloggio per i viaggiatori. 6 punti in più al cibo, ricchezza culturale e ovviamente, come dire, esperienza di tutti i nuovi agenti. Quindi ci servirà per aumentare il cibo nella nostra fazione. Allora, la cosciotta di pollo che sempre c'era su Tom e Jerry, eccola qui. Intanto i fuochi di Efesto sono pronti a difendersi dall'attacco, ma mi piace di più, ragazzi, perché così siamo tranquilli. Questa unità non si chiama così, la chiamiamo così. Così siamo sicuri, ragazzi, di vincere ogni battaglia. E sono ritornati in un altro mondo i vincitori di Eubra. Non mi ricordo se li ho scritti, se è giusto, come dire, la sigla. La riguarderò magari in un altro video. Però intanto lo spirito c'è, quindi possiamo essere sicuri. Da questa parte vediamo di cambiare immediatamente l'ambito della nostra unità. Vediamo di scegliere quello adatto. Eccoci. Perfetto. Adesso, ragazzi, così, se possiamo dire, abbiamo ripristinato le nostre tradizioni, quindi possiamo stare un pochettino più tranquilli. La nostra spia, non possiamo cambiargli il nome purtroppo, l'avrei chiamata Dax Maruglio, Alessandra, la sorella del nostro grande Alessandro Magno. Da queste parti la flotta è pronta, il prescelto di Poseidone, eccola qui. Vediamo un pochettino di metterla da questa parte, magari un po' più in qua. Ok, e finiamo il turno. Avete visto? Con questo livello di difficoltà la situazione diventa molto più interessante. Già siamo in guerra, stiamo rischiando. Guardate ad Atene delle gran unità che dispone. Davvero possiamo entrare in un guaio davvero unico. Avete visto delle grandi unità che appunto già ha raccolta là nella sua sezione principale. Quindi attenzione, rapporto del furiere. Credo di star facendo, come dire, credo che sto appunto organizzando l'esercito nella maniera più giusta per adesso. Quindi queste altre monetine le spendiamo da queste parti. Dobbiamo intensificare la produzione di unità da questa parte, proprio perché dobbiamo salvaguardare la nostra unità principale. I picchieri di leva cosa sono? Allora, unità difensiva media, danno basso ma penetrazione dell'armatura media, attacco debole, morale scarso, molto vulnerabile quando non è in falange, quindi utilizzabili solo in falange. Unità, ok, difensiva, va bene, proteggeranno quindi le nostre unità di schermagliatori. Gli opliti, allora, buona unità difensiva, danno base a penetrazione armatura media, danno basso, attacco medio, morale normale, va bene. Perfetto. Allora, da queste parti a Pella abbiamo ultimato la periferia. Diventerà un essiccatoio o un produttore di anfore. Un produttore di anfore, credo. Ricchezza produttiva, agricoltura, ricchezza derivata dal commercio. Da queste parti continueremo con la nostra cosa, con il nostro cosciotto di Tom e Jerry. Ed ecco, attenzione attenzione a Tylis, i guerrieri traci, come vogliono appunto dominare l'intera zona. La nostra amica forse potrà fargli capire di che pasta siamo fatti. Una bella fornitura di veleno rallenterà. Quanto costa? 327. Qua stiamo attenti ora, Qui su mi sa che non possiamo fare un granché a livello di unità, quindi dobbiamo per forza collocare una milizia oplitica per adesso. Mercenari, qualche mercenario in più potrebbe farci comodo, ma costerebbe parecchio. Cavallerie non ne abbiamo e non è neanche una città molto fortificata. La nostra amica fornirà un po' di veleno per rallentare le loro operazioni. Sabotaggio militare riuscito. Guardate un pochettino, qualche unità ha iniziato a traballare e ha ottenuto un nuovo grado in più. Questa volta, allora, astuzia, vediamo un po', zelo, movimento, astuzia, probabilità di sfuggire, va bene, ottimo. Perfetto ragazzi, avete visto che abbiamo già impiantato la nostra campagna nella maniera più giusta. Davvero mi sta piacendo tanto sin dai primi turni con gli Iceni. Quando ho iniziato non era così, cioè non ne capivo molto di Rom 2, ma adesso la situazione è molto più complicata. Attenzione, parte già una flotta, attenzione, mamma mia, si stanno organizzando per finirci. Vediamo un pochettino. Allora, dobbiamo stare molto attenti ragazzi, quindi mi raccomando, adesso termineremo il gameplay, continueremo all'interno del prossimo. Attenzione, anche dall'altra parte partono avversari, eccoli qua, la logistica è stata completata, ecco, attenzione, guardate un pochettino della grande unità che abbiamo disponibile, unità nemica. Allora, dovete farmi sapere ragazzi la vostra opinione per quanto riguarda questo primo gameplay. Avete visto che già stiamo per essere braccati dai nemici in maniera proprio unica, dobbiamo riuscire a recuperare
qualcosa, ci stanno attaccando su 2 fronti. Dobbiamo riuscire a fare qualcosa di importante. Intanto cercheremo di scoprire i rifornimenti organizzati. Consente il reclutamento di campioni, costo mantenimento eserciti. Questi guerrieri di Poseidone cerchiamo di farli rientrare un attimino. Allora, vediamo di farli un attimino tornare indietro. Dobbiamo reclutare un mercenario. Allora, tiere da tiro, erimonia d'assalto. Ok, potrebbe essere comoda. Vediamo di assumere anche una triere da tiro. Perfetto. No, da inseguimento no, d'assalto. Questa potrebbe essere comoda. Di air d'assalto. Queste navi, una falange di opliti, scambiatori e denaro ben speso. Queste navi possono sferzare un attacco di speronamento in grado di rompere lo scafo nemico. Utile questa, perfetto. Assumiamo questi 3 mercenari, ragazzi, in modo tale da stare tranquilli all'attacco dei greci che stanno arrivando con i nemici di Circe. Dovevo necessariamente farlo perché altrimenti ci faranno a pezzi al più presto. Quindi vediamo di rimanere per adesso compatti. Qui il volere di Andraste recluterà un'altra milizia oplitica per stare un pochettino più tranquilli. Qui mi sa che non possiamo più reclutare nulla tranne una piccola unità di frombolieri. Va bene ragazzi, attenzione che la situazione davvero è complicata per adesso. Stiamo rischiando tanto. Mi sa che ho reclutato un po' troppo, però sono circondato. Quindi attenzione, dobbiamo fare qualche cosa a livello diplomatico. Con Tylis un patto di non aggressione. Vediamo un pochettino se trattato di pace. Ovviamente la richiesta è bassa. A nord con i tribali invece no, tribali non c'entrano niente con la guerra. Eccoli qua, dobbiamo fare qualcosa per tirarceli al nostro vantaggio. Vediamo un pochettino vediamo un po' qualcosa che gli possa interessare. Transito militare, qualcosa a livello di patto di non aggressione, niente, non ci possono aiutare in nessun modo. Va bene, per adesso lasciamo così la situazione. Forse a livello bellico sarò superiore, ma non lo so, vedremo. Il prescelto di Poseidone ha reclutato altri 3 incursori utili e cercheremo ragazzi all'interno della prossima avventura di fare qualcosa di interessante. Non conosco le unità, quindi vediamo come possiamo fare. Atene già sta cominciando a rompere le scatole, Sparta ci ha voltato le spalle. L'Epiro però, cosa sta facendo l'Epiro? È contro la nostra vediamo un pochettino. L'Epiro però sicuramente non è interessato a darci fastidio, è in guerra con Roma e forse se io gli proponessi qualcosa ci darebbe ascolto. Vediamo un po'. Accordo commerciale ancora basso, certo non ho nulla a chiedere, importerei e basta. Attenzione, patto di non aggressione moderata, attenzione, potrebbe essere un'ottima scelta. Vediamo un pochettino. Hanno accettato l'offerta, finalmente un segno positivo. Allora abbiamo già un transito militare, un patto di non aggressione, amichevoli, quindi vediamo quanto ci vuole per un accordo. Attenzione, no, io prima vorrei esportare qualcosa prima di importare, quindi attenzione. Partecipare alla guerra contro vediamo un pochettino Atene sarà un po' difficile. Lo so, però ci ho provato. Alleanza militare ancora. Però già stiamo andando bene ragazzi. Abbiamo effettuato già qualche azione positiva. La nostra spia è qua giù. Vediamo se potrà sabotare ancora i nemici. Intercetta gli ordini. Rivela un esercito di insediamento. Maledizione, abbiamo finito i soldini. Sassinio. Trovare un traditore è impossibile. Quindi vediamo di porla proprio da queste parti. Andiamo. Bene, allora ragazzi, avete visto che ci siamo evoluti, abbiamo fatto qualche passo in avanti. Credo di aver fatto tutto giusto, almeno fino a questo momento. Ci sono piombati addosso in un modo unico. Faremo la differenza in battaglia. Fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ciao a tutti!